I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la Calciolecco Day by Day. Oggi è domenica 25 gennaio 2026, siamo alla vigilia di Lecco Inter Under 23. Ricordo l'appuntamento domani sera, lunedì alle ore 20:30, stadio Riga Monticepi. Non dovrebbe piovere, non dovrebbe nevicare, considerato che le ultime due serate alle 20:30 un po' pioveva, un po' nevicava, sicuramente faceva freddo, ma quello non ce lo leva assolutamente nessuno. Allora sarà un Lecco che si presenterà al match con delle difficoltà sicuramente marcate a livello di rosa. L'ha spiegato ieri il mister Federico Valente senza fare pretattica, non gli si confà. Sicuramente questo penso che sia unanime come parere, comunque non ha mai nascosto infortuni, mezze cose e via dicendo. Poi può essere capitato che dopo la conferenza, nel corso della rifinitura, qualcuno si fermasse, ma chiaramente si parlerebbe in tal caso, si parlava invece anche proprio quando è successo, di rado, ma è successo di questioni appunto successe dopo la conferenza, nel bel mezzo della rifinitura. Ecco, con l'Inter Under 23 mancheranno sicuramente Marwan Critta e mancherà sicuramente Federico Romani, quindi due mancini, due titolarissimi della fascia sinistra, un bel pezzo della dorsale sinistra, 2/3 della dorsale sinistra, generalmente davanti a loro a chiuderla Guillaume Furré. Non è stata data spiegazione da mister Valente dal punto di vista della natura degli infortuni, però questo è un qualcosa che siamo abbastanza abituati a prendere in due modi: uno attraverso il bollettino che arriva quando è necessario, tipo sull'infortunio, parlo dell'ultimo di Davide Voltane, è stata data appunto spiegazione su quelle che sono le motivazioni che porteranno il giocatore a star fuori per un altro mese abbondante, perché lo rivedremo dopo circa 5 settimane. Intervento di pulizia, intervento al ginocchio sinistro e quindi delle tempistiche anche abbastanza lunghe. Non ha funzionato la terapia conservativa, se ricorderete avevamo detto proprio inizio settimana vediamo su Voltan, perché si era fatta questa scelta legata alla terapia conservativa, vediamo se sarà stata sufficiente o se sarà necessario andare all'operazione chirurgica. Sapevo che erano i giorni della decisione, del consulto, perché comunque si stava andando anche abbastanza per le lunghe. Il giocatore era fuori da veramente tanto tempo e rientrerà dopo comunque complessivamente un bel po'. Però per stare alla nuova attualità, quella giornata, appunto Valente si dovrà dovrà ridisegnare. Inventare sarebbe sbagliato, vorrebbe dire prendere giocatori e cambiarli totalmente ruolo, ma così comunque non sarà. Dovrà ridisegnare quella che è appunto, come dicevo, la dorsale sinistra, con magari la possibilità di vedere Manuel Ferrini, però a specifica domanda mi è sembrato che il mister non abbia dato una risposta netta della serie sì, ok, è arrivato il momento di rimetterlo in campo dal primo minuto perché è pronto. Sembra abbia un po', come dire, diluito la risposta della serie. Vediamo, valutiamo come sta, se effettivamente ci sono le condizioni per tornare a schierarlo dal primo minuto. Ricordo che lui manca da tantissimo tempo, manca da Pro Vercelli Lecco, quando nel corso neanche del riscaldamento, proprio nel corso del palleggio prepartita, stava sistemando la rete, si è accasciato al suolo e ovviamente noi non abbiamo capito cosa avesse. Abbiamo capito che fosse qualcosa di grave perché il giocatore era disperato e molto dolorante. Appunto è stato poi portato fuori dal campo. Nel suo posto è entrato Romani, che tra l'altro aveva debuttato da poco proprio con l'Inter Under 23 nel finale di gara, disputando tra l'altro anche una buona ultima
porzione aveva dimostrato di poterci stare già dal momento zero in questa rosa. Ecco, quindi per Ferrini è passato quasi un girone, che la partita di ritorno con la Pro Vercelli non è che l'avremo chissà fra quanto tempo, e stante l'assenza di Romani, che vedremo cosa ha avuto, così come vedremo cosa ha avuto come Critta. Immagino siano in corso gli esami strumentali, gli approfondimenti, se sono cose anche di natura muscolare è necessario fare controlli approfonditi anche ripetuti prima di fare la diagnosi precisissima. Ecco, in base a questo ci faremo un'idea su quelli che sono gli interpreti che vedremo nelle prossime settimane. Sicuramente questo crea uno scompenso per noi, perché ormai eravamo abituati Romani in difesa e Critta sulla fascia sinistra, e anche perché il secondo è stato in una circostanza il sostituto del primo quando era andato in nazionale. Sulla nostra idea di formazione vi rimando poi all'appuntamento con warm up, così la nostra, quella pensiamo possa essere un'idea a livello di 11 titolare. Magari sarà la volta Ferrini, magari sarà la volta di Lovisà, magari sarà la volta di Michali, che sarebbe spendibile in entrambi i ruoli tra l'altro, e altrimenti qualcosina per noi ci sarebbe da inventare a livello di possibilità in vista di questo appuntamento di lunedì sera. Sulle altre cose Mister Valenti direi si è molto sbilanciato per i suoi standard, dicendo penso che la punta alla fine arriverà, anche se poi ha precisato no, non mi sbilancio. No mister, per te questo è sbilanciarsi, perché su questioni di mercato di solito non vai così tanto in là, ma ovviamente lo dico col sorriso sulle labbra, perché sono anche un fan del prendere così consapevolmente il mercato. Sicuramente lui sa molto più di noi, viva Dio che sia così, e Lecco una punta la farà. L'ho già detto più di una volta, il piano Christoffersen, tanto per dirne uno, rimane lì attuabile qualora si rendesse necessario, quindi il Lecco un piano sulla punta abbastanza definito ce l'ha. Non è il primo piano, non è il secondo, non è il terzo, probabilmente nemmeno, però è uno dei piani, quindi bisogna capire alla fine i tipi di passi che verranno fatti. Lo sappiamo, c'è il piano Parker, c'è il piano Gianni, che però è dato da varie parti verso il Carpi, però ieri ha anche giocato, e ci sono eventualmente anche delle possibilità che sicuramente noi non conosciamo perché non sono emerse. Mi sposto un piano sotto perché la Primavera 2 ieri è tornata a vincere. C'è anche una bella storia, anche particolare per me, perché i blucelesti hanno vinto 1-0 sul campo di un Vicenza che è abbastanza traballante in classifica, che aveva vinto all'andata una partita folle 4-3. Rete decisiva di Filippo Monguzzi, che è subentrato al minuto numero 68 e al minuto numero 81, quindi dopo 13 minuti ha trovato la via del gol. Lui che è un centrocampista ed è stato prelevato dal Monza giovedì pomeriggio verso le 16. Ve lo posso dire con assoluta certezza perché poi venerdì vi abbiamo proposto l'intervista al direttore sportivo Minadeo, e avevamo appena finito di registrarla e lui stava entrando con una lunga schiera di agenti, tra l'altro ovviamente dell'agenzia che lo segue, insieme al responsabile del settore giovanile Paolo Pennati, e da lì a poco ha firmato con il club bluceleste. Ieri ha giocato, ha segnato e la squadra ha vinto 1-0, rimane seconda, rimane all'inseguimento del Como che ne ha date 4 al Cittadella in trasferta, Cittadella che ha perso decisamente quota dopo la sfida che il Lecco ha vinto in Veneto nel corso del girone d'andata, e quindi sicuramente una prova importante dopo aver dovuto accusare la rimonta da parte della Reggiana la scorsa settimana dallo 0-2 al 2-2. In questa circostanza invece un gol è bastato, eppure avanzato quasi, per aver ragione della squadra vicentina, che era senza tra l'altro anche Broggian, se non vado errato, classe 2008 molto interessante, che così come Nova tra l'altro ha avuto già la possibilità di debuttare in Coppa Italia
Italia con il gruppo di mister Fabio Gallo. Nova che non c'era, Arena che non c'era, Papotti che non c'era, no, Papotti sì, me l'ero perso, sono davanti il tabellino, però insomma ancora una volta per la squadra di Mazzoleni è arrivato un successo. Vi do anche la presenza titolare di Bagliano, che è un giocatore che è mancato nel corso del girone d'andata, e bene così assolutamente per i giovani blucelesti, di cui torneremo poi a parlare con più profondità nel corso di LCN Young, che sta per tornare su questi canali, queste frequenze. Il nostro raggruppamento cosa ha proposto ieri? Beh, 4 partite, 4 sono quelle che sono state disputate complessivamente, ma di Triestina a Lumezzane disputata venerdì alle 20:30 abbiamo già parlato. 3 partite ieri, sicuramente grande interesse per noi sul Mario Rigamonti di Brescia, dove il Renate ha vinto 2-1, l'ha fatto con il gol di Del Carro al 24esimo su palla inattiva, anche contestazione da parte della squadra di casa per un presunto fallo che le telecamere si sono anche parzialmente perse, considerato che la camera stretta era troppo stretta ma sul primo palo, avrebbe potuto essere dirimente, ma non mostra questo blocco e per l'arbitro non è stato da sanzione, quindi gol convalidato. Rigore di Calì all'ora di gioco, fallo di Silvestri sulla penetrazione di Anelli, trattenuto per la maglia, anche lì revisione chiamata dal giocatore, secondo me prova abbastanza disastroso di Silvestri, e rigore sacrosanto. Calì sassata importante per battere Gori 2-0. Anelli che poi sbaglia il 3-0 in una maniera allucinante, si impappina su un tapin a porta vuota dopo una parata di Gori, si fa espellere al 79esimo per doppio giallo, anche qui un fallo sciocco. Balestrero trova la via del gol al 91esimo, tiro di Gianni dal limite, parata di Nobile che ha fatto una prestazione mostra sulla sua sinistra e nessuno segue però la respinta del pallone, e Balestrero si fa trovare pronto sul secondo palo e la mette in fondo al sacco. 2-1, Union Brescia che crea non molto in quello che è ancora un buon recupero di 4-5 minuti, e alla fine festeggia Renate che si prende uno scalpo molto importante e risale ulteriormente la classifica. Buona vittoria del Trento sul campo dell'Albino Leffe, Trento che si fa preferire alla squadra di casa. Nel finale di primo tempo Pellegrini conquista e sbaglia il rigore del potenziale 0-1 con una, va detto, gran parata di Di Chiara. Nuovo rigore all'inizio della ripresa che Fossati trasforma, ex della gara. Bella conclusione chirurgica vicino al palo alla destra del portiere. Chinetti al 64esimo da destra, dal centro-destra, punta, entra in area, scarica col sinistro quasi sotto l'incrocio dei pali, con la pessima, a mio modo di vedere, chiusura di Parlati che indietreggia per 20-30 metri sulla porta in area e poi viene bruciato dalla fulminea conclusione del giocatore ospite, tra l'altro anche un giocatore parecchio interessante. Follia notevole invece di Barlocco, portiere del Trento, che al 79esimo in alleggerimento regala letteralmente palla a Sali che punta verticalmente con il piattone, la mette vicino al palo, fa 2-1, recupera il pallone, ma poi non ci sono assolutamente le possibilità e le credenziali per l'Albino Leffe di andare a portarsi a casa un punto che sarebbe stato onestamente un regalo per quanto visto sul campo dell'Albino Leffe Stadium. E tra l'altro situazione di classifica tutt'altro che simpatica per la squadra di Mister Lopez. Partita scoppiettante a Verona, dove la Virtus al terzo minuto trova subito la rete con Jacopo Cernigoi, che è arrivato da poco alla corte di Mister Gigi Fresco. Provercelli su questi campi ci sguazza abbastanza, trova la rete del pareggio al 49esimo con Iotti, 2-1 ancora di Iotti al 77esimo. La Virtus, che sta facendo una stagione sicuramente
sicuramente parecchio negativa, però in casa ogni tanto il guizzo ce l'ha ancora, e con Pagliuca, così come era successo contro il Lecco, all'84esimo fa 2-2. Pagliuca che era entrato solo 4 minuti prima per Michael Fabbro, quindi un punto che può essere importante a livello di scossa energetica e di adrenalina per la squadra di Mister Gigi Fresco, proprio di Mister Gigi Fresco, non guidata da, che sarebbe un altro paio di maniche. Vedremo se questo sarà sufficiente per dare appunto un boost a livello di prestazioni, tanto per cominciare, per il gruppo veneto, se invece ci sarà da soffrire fino alla fine. A tal proposito, la Virtus Verona va a 19, l'Albino Leffe è a 25, prima squadra fuori dai playout, ma il Novara potrebbe scavalcarli. Provercelli che va fuori, o meno resta fuori dalla zona playoff, non è un gran periodo la Pro dopo un'ottima partenza. Il Trento rimane in scia a Renate, 35 Renate quinto, sesto il Trento con 34 punti, ma soprattutto l'Union Brescia rimane dietro di noi a -1. Quindi sicuramente abbiamo un altro fine settimana da vice capolista. Poi avessimo le capacità e facessimo la prestazione necessaria per andare a +4, sicuramente non sarebbe un male. Chiudiamo con le partite che verranno disputate oggi. Sono altri 4 gli incontri in programma nel corso della giornata odierna. 14:30 Giana Arzignano, poi Novara Pro Patria, alle 17:30 Alcione Dolomiti Bellunesi e Pergoletese Ospitaletto. No, Sean Parker non è stato convocato nemmeno per questa gara. Insomma, che dire, avete capito qual è la mia idea su questa specifica situazione, no? Credo di averla detta svariate volte, però contenti loro. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.